Amici del futsal, buonasera da Matteo Santi e Marco Angelini. E benvenuti a Genzano. Roma-Napoli chiude la 10ª giornata di Serie A, un posticipo che promette di anticipare i fuochi d'artificio di Capodanno, una sfida che lo scorso anno valse la finale di Coppa Italia, vinta a Policoro dal Napoli di Colini. Si può partire allora con Roma-Napoli. Fischia De Lorenzo, sono i giallorossi a gestire il primo possesso dell'incontro. Tiene bene Burruto e poi fa la lotta in mezzo al campo, ma la prende Dimas, diventa buona per Marceligno. Primo tiro in porta della Roma, la parata centrale di Andrea De Gennaro. Qui al volo! Come calcia Rodolfo Fortino. È rimessa dal fondo, chiedono deviazione quelli della Roma che non c'è. Napoli un pochino adesso in difficoltà. Olympus che sale molto alto, giocatori in Biscossi, altro pallo della Roma. Gran legnata, appena entrato Matteo Biscossi. Fortino ancora contro Perugino, posizione pivot, arriva Biscossi, ancora lui a calciare, ancora lui più pericoloso. Attento però stavolta De Gennaro. Salas, Bolo, si allunga Salas come chiesto da Colini nel time out, prende le spalle di Biscossi e calcia. Attento, bravo Ducci nel chiudere quello spazio in uscita. E qua la Roma commette un errore contro Fortino che si gira, la tiene De Gennaro. Vuole la palla Burruto, lo serve Vavà, calcia Burruto, largo, voleva tirare, abbiamo capito. Lancio di Ducci per Fortino, stop e volè! Alto, questo se l'è mangiato, uno come lui qui doveva far di più. Dimas di tocco, palla straordinaria per Murillo e De Gennaro risponde ancora una volta presente. Super ripartenza, cioccolatino di Antonio Dimas. Biscossi un po' impreciso, la prende però Ercolessi che va verticale, Marceligno la mette giù, mismatch fisico con De Luca, palla per Biscossi, roulette e conclusione, altro miracolo di De Gennaro, giocatona della Roma. C'è calcio d'angolo per la Roma. Sì, in questo momento non stiamo assistendo a una grandissima partita, da una parte una grandissima squadra come il Napoli ma che è in difficoltà, dall'altra, ripeto, la Roma che qui trova il gol del vantaggio con Rodolfo Robocop Fortino, calcio d'angolo, inserimento, tocco facile a porta vuota, da lì non può mai sbagliare. 1-0 per i giallorossi a 3 minuti dall'intervallo. La sblocca, Colini è furioso perché questi sono situazioni che lui, insomma, una squadra come la sua di solito non prende un gol del genere. È un segno evidente del Napoli in difficoltà, la Roma la riesce a sbloccare. Parte Bolo, diretto in porta, rimpallo vincente, la pareggia il Napoli con una palla da fermo in un momento di difficoltà a 108 secondi dall'intervallo. È 1-1. Che poi le grandi squadre si vedono anche da questo, Matteo, perché non è un caso che lo scorso anno vinci la Coppa Italia, stavi quasi per vincere lo scudetto, fermato soltanto da un Catania. Sei in difficoltà, ripeto, ti mancano i due uomini migliori, nel momento di difficoltà riesci a pareggiarla. Duarte, extra pass per Vavà, miracolo di Ducci e Napoli è stato a centimetri dal gol del vantaggio. Paratona De Luca, credo però voglia battere direttamente all'indietro e infatti è così. Finisce qui il primo tempo, suona la sirena, 1-1 fra Roma e Napoli al vantaggio di Rodolfo Fortino. Ha risposto un'autorete sfortunata di Daniele Ducci sulla punizione di Lucas Bolo. Primo tempo meglio la Roma, ma in Napoli, come sappiamo, non muore mai. Si gioca. Marceligno isolato in fascia contro Duarte, vuole il sinistro, trova invece Dimas. Fulmineo il destro da parte di Dimas, improvviso. Fortino, sponda, Isgro, largo, bella azione della Roma. A Fortino si dispera perché Isgro ha sciupato. Parte Isgro, accelera, mette dentro, la palla è lì, Perugino con una mano, protesta da parte del giocatore della Roma. Si gioca, De Luca lotta ancora come un leone e prende anche questa palla, la ripulisce per Vavà, poi termina giù, ma si gioca Duarte col fiato corto, calcia sull'esterno della rete, trova la deviazione di Ducci, calcio d'angolo per il Napoli. Palla alzata, Bolo, eccolo il Napoli, è avanti 2-1, la volée di Lucas Bolo, non perfetto Ducci, e la Roma che ha fatto il massimo sforzo, che ha provato a passare avanti, adesso è sotto a 3,5 dalla fine, ma lo sappiamo, il Napoli è questo.
Sì, Matteo, non volevamo assolutamente portare sfortuna alla Roma, però che l'inerzia era cambiata si percepiva. Qua c'è un grande errore di Tucci, si può dire, ragazzo. Qui rivediamo perfettamente. Bravissimo, ma insomma. Sì. Ancora Fortino, cambio di posizione con Marcelinho, Isgro, angolo, Dimas, Suola, calcia! Il capitano della Roma pareggia 2-2, l'abbiamo aspettato per tutta la partita e ha risposto presente a 2 dalla fine. Suolata per mettersi in ritmo, puntata sotto le gambe di De Gennaro, è 2-2. E qua De Gennaro che ha fatto una grande partita, forse poteva fare qualcosina in più proprio nella postura. Passa pure sotto le gambe di Borruto. Ripeto, da qui è sempre più facile, passa sotto le gambe, però nella postura Matteo è in ritardo. Palla in angolo, Isgro, pressione forte di Bolo, Bolo vicino al recupero, Bolo con la porta vuota! Incredibile. E calcia largo Bolo con Vavà e De Luca che erano solissimi nella metà campo offensiva. Deve calciare la Roma. Dimas calcia Marcelinho, Murato, la palla si impenna e suona la sirena. Finisce così 2-2 fra Roma e Napoli nel posticipo della 10ª giornata di campionato. Mi sento di dire alla fine risultato giusto. Ti senti di dire bene. È tutto per questa 10ª giornata di campionato, per questo posticipo dal Palio Cesaroni di Genzano, ricordando il finale 2-2 fra Roma e Napoli anche per Carmine Esposito e Marco Angelini. Un saluto e ringraziamento da parte di Matteo Santi. Ciao.